ora in onda Potere al Popolo. E pompa pompa, il Semivarini in diretta da studio, ancora il buongiorno, 11:06 minuti primi dalla sede di Via Bellerio 41 della Lega in quel di Milano, anche sede di Radio Libertà. Si ritorna in diretta con le ultime notizie e naturalmente in primo piano c'è la guerra, almeno 100 dispersi per un attacco sottomarino a una nave iraniana a largo dello Sri Lanka, missili e droni sul Kuwait, raid contro Teheran, Israele attacca il Libano. Questo è il titolo principale sul sito elettronico di Repubblica, così come sul Corriere. L'IDF abbatte un caccia iraniano, raid anche in Libano, ondata di missili e droni sul Kuwait, i Pasdaran, Hormuz è sotto il nostro controllo. Intanto le borse asiatiche a picco, Seul meno 12%, Milano prova a resistere e naturalmente su tutti i siti si parla dei possibili già in atto rincari di qualunque cosa, scrive Repubblica, stangata del 15% sulle bollette, salgono benzina e alimentari, mutui nel mirino, la tempesta perfetta dei rincari. Ma abbiamo sentito questa mattina con il sottosegretario Morelli che sono, come di consueto, ingiustificati. Torneremo minimamente come sull'argomento, ma nella nostra controinformazione fino a mezzogiorno, poi oggi c'è anche il terzo tempo con è tutto un magna magna. Ci sono decine di vostri messaggi arrivati al 3406709659, siete in tempo a spedircene ancora perché io tra poco li leggo, ma alle 11:30 avremo qualche minuto con la musica indipendente, ma è musicona stavolta. E dai, arrivano i Sugar Free con Matteo Amantia e non ve lo ricordate il pezzo Cleptomania? È diventato un classico della musica italiana, sono usciti con una nuova canzone che si chiama Avevo bisogno di te. Alle 11:30 facciamo 4 chiacchiere con lui. Prima però il Qui Parlamento, ci colleghiamo subito con Elena Maccanti. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario. Oggi rinnoviamo la delega al Governo per la revisione e il riordino del Codice della strada, secondo i principi definiti dall'articolo 35 della legge di riforma che il Parlamento ha approvato al termine di un confronto ampio, serio e partecipato. Ma non siamo di fronte a una semplice proroga tecnica, siamo di fronte a una scelta politica chiara e precisa: completare un percorso riformatore che ha già portato risultati concreti e che deve ora trovare piena attuazione. Per anni la materia della circolazione stradale è stata oggetto di interventi frammentari, spesso inseriti in provvedimenti emergenziali, con modifiche puntuali e stratificate che hanno finito per rendere il quadro normativo complesso, disorganico, talvolta contraddittorio. Basti ricordare durante il governo Conte bis al vero e proprio blitz con cui in manovra di bilancio i monopattini sono stati equiparati alle biciclette, o al tentativo di modificare 15 articoli del codice della strada in un decreto semplificazioni, per inciso introducendo anche misure folli come il contromano in bicicletta, che abbiamo cancellato, tentativo che ha comportato un duro richiamo e l'intervento del Presidente della Repubblica. Da questa schizofrenia legislativa è derivato un sistema difficile da consultare, talvolta anche da interpretare e da rispettare per cittadini, enti locali, forze dell'ordine, operatori del diritto. Noi abbiamo scelto un'altra strada, il buonsenso. Il ministro Salvini ha portato in Parlamento un disegno di legge strutturale, frutto di un confronto ampio, che nella sua prima parte ha messo al centro un obiettivo preciso: contrastare la scia di morti sulle nostre strade e garantire una mobilità più sicura, più ordinata, più responsabile. Il Parlamento, lo voglio ricordare, ha svolto un ruolo centrale: oltre 100 soggetti auditi, quasi 800 emendamenti esaminati, 163 approvati, 18 articoli aggiunti rispetto al testo originario. È stata una riforma vera che sta portando i primi risultati.
Secondo i dati di Polizia Stradale e Carabinieri, nel primo anno di applicazione del nuovo codice, tra dicembre 2024 e dicembre 2025, gli incidenti mortali, lo ricordava il collega Caroppo, sono diminuiti del 7% e i morti di quasi il 9%. Anche l'Istat conferma una riduzione degli incidenti con lesioni, dei feriti e delle vittime entro il 30° giorno. Parliamo di circa 1000 incidenti in meno, oltre 1000 feriti in meno, quasi 100 vite salvate. Questo significa che la direzione intrapresa è quella giusta e per questo davvero ringraziamo ancora il ministro Salvini che sin dal suo primo giorno al Ministero ha avuto come obiettivo la riduzione dei morti sulle strade e una mobilità sicura e chiara per tutti. Ma la riforma approvata non si esaurisce qui, Presidente. Quella legge, nella sua seconda parte, ha anche affidato al Governo una delega ampia per riordinare complessivamente la disciplina della circolazione stradale. Molti dei principi generali sono stati inseriti nel corso del dibattito parlamentare. Penso al necessario riordino della destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni, alle tutele per i cittadini nel processo di notifica delle violazioni, alla semplificazione delle commissioni mediche locali e dei processi per il rinnovo della patente alle persone con disabilità, alla terza fascia sul guardrail, la tutela dei motociclisti, all'installazione del conto alla rovescia su nuovi semafori, a tempi più veloci nella revisione dei mezzi pesanti. Ma, ed è qui il punto politico del provvedimento di oggi, noi abbiamo un'ambizione più grande, Presidente: sistematizzare l'intera materia, superando la stratificazione di norme accumulate negli anni, raccogliendo in un testo coerente sia la disciplina primaria che quella tecnica, oggi dispersa tra regolamenti, decreti attuativi e fonti secondarie. Un'opera di riordino che consenta finalmente di avere un codice chiaro, ordinato nella struttura, coerente nei principi, facilmente consultabile. Perché in questo caso davvero la semplificazione è una condizione di efficacia. Una norma che sia dispersa tra rinvii, commi aggiunti, eccezioni stratificate è più difficile da applicare, più difficile da far rispettare, più esposta a interpretazioni difformi e a contenziosi. Un testo organico invece rafforza la certezza del diritto, garantisce uniformità applicativa e tutela maggiormente cittadini e operatori. La relazione che accompagna questo provvedimento è molto chiara. L'obiettivo è arrivare a un codice che possa contenere in modo ordinato anche la disciplina tecnica, prevedendo allegati aggiornabili con maggiore flessibilità rispetto al passato. Perché un codice rigido che non distingue con chiarezza tra principi generali e disciplina tecnica rischia di essere superato dai fatti. Un codice strutturato in modo razionale, invece, consente di mantenere stabili i principi e aggiornare in modo operativo gli aspetti operativi. Ecco il senso della proroga di oggi. L'obiettivo è ambizioso: consegnare al Paese un testo normativo coerente, leggibile, moderno, capace di coniugare sicurezza, efficienza della mobilità e certezza del diritto. È una scelta di responsabilità verso chi ogni giorno si mette alla guida per lavoro, per studio, per necessità, verso gli enti locali che applicano le regole, verso le forze dell'ordine che le fanno rispettare, verso le famiglie che chiedono strade più sicure. Noi rivendichiamo con orgoglio questo percorso. Abbiamo affrontato la riforma del codice con serietà, senza propaganda, mettendo al centro il buonsenso e l'interesse generale, e oggi confermiamo la volontà di portare fino in fondo questa riforma. Per queste ragioni, Presidente, annuncio con convinzione il voto favorevole del gruppo della Lega Salvini Premier. Un sì alla sicurezza stradale, un sì alla semplificazione e alla chiarezza normativa, un sì a un nuovo codice che sia davvero al servizio dei cittadini. Grazie. Qui Parlamento. Per chi non pretenda, narra la leggenda di quella gitana che pregò la luna bianca ed alta nel cielo. Mentre sorrideva, lei la supplicava: fa che torni da me. Tu riavrai quell'uomo, pelle scura,
con il suo perdono, donna impura, però in cambio voglio che il tuo primo figlio venga a stare con me. Il suo figlio è in gola per non stare sola, non è degna di un re. Luna, adesso sei madre, ma che fece di te una donna non c'è, dimmi Luna d'argento, come non crollerai se le braccia ammorai. Figlio della luna, nacque a primavera un bambino da quel padre scuro come il fumo, con la pelle chiara, gli occhi di laguna, come un figlio di luna. Questo è un tradimento, lui non è mio figlio e io non lo voglio. Luna, adesso sei madre, ma chi fece di te una donna non c'è, dimmi Luna d'argento, come non cullerai se le braccia non hai. Figlio della luna. Io avevo 23 anni quando nel 1989 uscì questo pezzo del gruppo spagnolo dei Mecano, Figlio della Luna. Leonor, la sua versione live è veramente bella tosta e lo sapete, questa giovanissima artista sta partendo con la sua tournée dall'Odigiano in tutta Italia. Leonor, ospite spesso e volentieri sulle nostre frequenze, ci ha portato al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Mentre sta divampando la guerra contro l'Iran, mi state scrivendo in molti per sapere notizie di Di Maio. Luigi Di Maio, che fine ha fatto il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico, come sta lavorando? Ecco, pare che siamo riusciti a collegarci nuovamente con Di Maio, lo sapete, è impegnatissimo perché è anche professore onorario di un'importante università. Proviamo il collegamento, vediamo se riusciamo. Dottor Di Maio, è in linea? Caro Diario, devo dire che qui le cose nel Golfo Persico vanno sempre meglio. C'è sempre bel tempo e si mangia bene, ma soprattutto, da quando ci sono io, regna la pace. C'è stato giusto qualche fuoco d'artificio nella notte. Probabilmente un sultano locale che festeggiava il 10° anno di vita di rendita. Beati loro, mica come noi lavoratori, che dobbiamo sgobbare un'ora al giorno. Senza contare l'attività di professore di geopolitica e populismo analitico che mi tengono occupato 15 minuti al giorno. Più volte mi sono chiesto, ce la farò, imparerò? Ma la risposta è sempre stata la medesima. Imparare non serve a nulla. Tutto viene da sé. Ma c'era chi dubitava di me. Ma abolire la povertà non è cosa per tutti e il mondo è pieno di invidiosi. Qui di povertà ne ho incontrata poca, segno che la mia politica si sta allargando a macchia d'olio. E infatti, a giorni inaugureremo il reddito di sultananza. Non solo non ci saranno più poveri, ma ci saranno solo sultani. Caro Diario, aprire gli Emirati Arabi come una scatoletta di tonno è stato un gioco da ragazzi. E noi facciamo veramente i complimenti all'onorevole Di Maio per il lavoro veramente potente, scoppiettante che sta facendo per il Golfo Persico, e naturalmente speriamo di averlo ancora nostro ospite. A proposito di WhatsApp, ne avete spediti non so quanti al 34067 09659, ma giustamente ora sono qui anche per rendervi conto. Vediamo da dove possiamo partire.
Perché noi occidentali dobbiamo esportare la democrazia? I popoli hanno il diritto di autodeterminarsi politicamente, culturalmente, dal punto di vista religioso. Piuttosto noi dobbiamo schermarci, proteggerci, respingere ogni tentativo di prevaricazione religiosa e culturale. Ne abbiamo il diritto e il dovere, ci scrive Gianluca. Oggi la sinistra sta sparando su Trump perché sta liberando gli iraniani da una dittatura, ma si sono dimenticati chi è che è venuto ad aiutare l'Italia durante la guerra? E se oggi siamo liberi di dire e fare tutte le manifestazioni che vogliamo, dobbiamo ringraziare l'America, ci scrive invece Clara, anche se giustamente qualcuno poi ci fa pensare, dice sì, però siamo con l'America qui perennemente le sue basi, qualunque cosa dobbiamo leccare gli americani. Monza pubblicità con cartelloni sulle pareti dei bus, cittadini per il Ramadan. Grazie per questa slurp succulente segnalazione. Ciao Sammy, sento commenti di ascoltatori su Iran, Israele, USA che o sono di sinistra o non hanno capito un cacchio, sinceramente hanno stufato. Capisco che è sempre interessante sentire tutti i pareri, ma questi non arricchiscono la tua rassegna, la impoveriscono, ma più poveri di così. Siamo barboni, straccioni e fateci 5 euro di donazione attraverso il conto corrente postale 37671294 o andate sul sito radiolibertà.net e cliccate in alto a destra sostienici. Grazie comunque Luigi da Treviso, io vi amo tutti, vi voglio tutti, voglio ogni parere, qualunque cosa pensiate, l'importante è ancora avere il coraggio di pensare. Prodi mangia solo mortadella e i suoi amici musulmani come fa? Sì, li salutiamo caramente ragazzi, questa volta a Bologna hanno festeggiato in Ramadan, facciamo un Ramadan, appoggio Trump per la decisione presa, nella vita bisogna avere coraggio e agire prima che i grandi problemi diventino sempre più problematici e stiamo agendo, speriamo poi il problema che non si trasferisca qua da noi. Buongiorno Sammy, vorrei capire se oggi devo essere più omofobo o più razzista nei confronti dei nuovi italiani. Ma guarda, ti dico la verità, io oggi sono molto arrabbiato perché non si parla di Paraolimpiadi. Dopodomani cominciano le Paraolimpiadi, non c'è un giornale, dico uno, che ne parli. Sarà democrazia del parlare con chi fa di tutto per distruggerci con falsità e chiusura in tante trasmissioni, ma non sono d'accordo nel fornire i nostri microfoni a chi truffa in ogni momento. Noi non abbiamo spazio per diffondere le loro vedute. Facciamo i furbi, caro Borgonovo, sempre il loro atteggiamento arrogante, il loro democratici ad alternanza. Maurizio, ma ci mancherebbe, la cittadella del grandissimo Borgonovo, il vice del quotidiano La Verità, sacra trasmissione in onda ogni martedì, ogni giovedì alle ore 13, giustamente ogni tanto fa parlare anche qualcuno un pochino di sinistra, poco, ma è importante. Guarda che io ti ho detto farei la mia rassegna stampa con Rizzo qua di fianco, purtroppo se lo conoscete io ho provato a scrivergli ma non mi ha assolutamente cagato. Un po' di ironia sdrammatizza, buona Padania. Non vi faccio vedere la fotografia. Buongiorno, mi chiedo quanto pesino dietro questa scelta le condizioni economiche degli Stati Uniti. Il debito pubblico americano ha raggiunto livelli enormi al punto che si fa sempre più fatica persino a sostenere il pagamento degli interessi. Inoltre sembra esserci una crescente difficoltà nel collocare nuove obbligazioni sul mercato perché la domanda non è più quella di un tempo. È legittimo domandarsi se anche queste fragilità finanziarie possono influenzare scelte di politica estera così aggressive. Forse gli USA sono costretti ad andare in giro per il mondo a rubare risorse naturali, vedi Venezuela, per mantenere un tenore di vita che non si possono più permettere. Se guardiamo i conti, dovrebbero essere già falliti.
E poi il messaggio prosegue, ma abbiamo capito il tenore. Buondì Sammy, ma lasciamolo in pace sto scugnizzo. Sta parlando di Di Maio. Tutti i guai che ha fatto lui e la sua ciurma, meglio tenerlo lontano e disoccupato. Ma che stipendio ha? È quello che dicevo io, no? Veramente. Quando avrai bravo Morelli, chiedi per favore che ne pensa dei viaggi in Turchia e Marocco. Avrei prenotato. Monica. Sammy, cosa bisognava aspettare? Che avessero l'atomica, che distruggessero Israele, soprattutto se annientavano il popolo iraniano, questi potenti figli di Allah. No, che annientassero il popolo iraniano. Solo speriamo finisca in fretta e staremo al sicuro un po' tutti. Lo so, il problema è questo in fretta, che non ce lo vedo. Nessuno fa guerre umanitarie. Petrolio, petrolio, petrolio. Riallacciare con la Russia, mai stata nemica. Rinnovabili, percentuali minime, grandi guadagni per i produttori, devastazione del territorio. Informatevi sulle schifose pale eoliche. L'ho detto che voi ascoltatori siete i migliori editorialisti. Allarmi bomba falsi, fra un po' ci saranno quelli veri, chiedetelo alla CIA. Tiè, cello, le, si faccio tutti i curnetti, sono diventato terruncello. Meno bollette, più polpette. Oh, questo è il nuovo slogan della Lega, ci piace, lo amiamo. Se l'Italian con la bomba è allarmato, contro l'Iran viene orientato. Questo è già più difficile, non ci arrivo facilmente. Il Papa non può scomunicare i vescovi che distruggono la nostra religione, scrive Antonia. Ma è convivere con altre religioni, festeggiare il Ramadan è bello, e ospitarli negli oratori. Poi Ruggero, buongiorno Sammy, argomento PD, Islam semplice. Al PD è franato miseramente il dogma del comunismo e ora abbracciamo l'altro dogma, quello islamico, scegliendo sempre la parte deleteria, non solo per loro stessi, ma purtroppo per l'intera Italia. Bravo Ruggero, non posso che essere d'accordo. E a questo punto, prima della pausa, mi tuffo un attimo sugli appuntamenti da non scordare targati Lega. Tra poco arrivano i sugar free, quelli di cleptomania. Oh, mamma mia, quanta roba! È per il referendum di domenica 22 e lunedì 23 marzo, referendum sulla giustizia, io voto sì. Vi rimando alla pagina Facebook o Instagram di Riccardo Molinari, che è anche il segretario regionale della Lega Liguria, perché ci sono tantissimi banchetti della Lega per spiegarvi questo referendum, soprattutto nei prossimi weekend. Me raccomandi. Giovedì 5 marzo, il coraggio del sì. Referendum giustizia, introduce l'onorevole Graziano Pizzimenti, interverranno Massimiliano Fedriga e l'onorevole Simonetta Matone. Ragazzi, appuntamenti belli, interessanti, tosti, che servono a capire perché è importante andare a votare 22-23 marzo. Appuntamento ad Udine, piazza 20 settembre, giovedì 5 marzo, ore 20, Palazzo Kechler. Se siete della zona, spargete la voce. Adesso invece siamo a Faenza, sabato 14 marzo alle ore 20 presso la Tana del Lupo in via Emilia Ponente 59 a Faenza. Io voto sì, la riforma che fa giustizia arriva Antonio Di Pietro. Bellissima idea incrociarlo, con Jacopo Morrone, deputato della Lega e portavoce nazionale Giovani Avvocati per il Sì, modera il giornalista Maurizio Marchesi. Io voto sì al referendum del 22-23 marzo, sabato 14 marzo alle 20 a Faenza, nel locale La Tana del Lupo, una cena con Jacopo Morrone della Lega e Antonio Di Pietro. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate tutti sul sito legaonline.it e attenzione, Lega o non Lega, ne parleremo subito dopo mezzogiorno di cosa succede sul territorio, perché oggi è mercoledì e abbiamo È tutto magna magna. Intanto vi ricordo che lunedì 16 marzo in via Verdi 18
al centro Piero Bonino di Venaria Reale. C'è l'avvocato Fabio Farruccia, Elena Maccanti, onorevole Elena Maccanti, l'onorevole Alessandro Benvenuto, Andrea Cerutti, moderato da Giampaolo Cerrini. Si parla anche qui di referendum, tutti eventi però referendum per cercare di spiegarvi perché è importante votare il 22 e 23 marzo per un referendum non obbligatorio, non c'è nessun quorum da superare, ma il cambiare la giustizia riguarda veramente tutti noi. Se ne parlerà anche questo venerdì 13 marzo al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, ore 21, sempre con Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto, Andrea Cerutto e l'avvocato Fabrizio Borasio. Tutti eventi che trovate in questi giorni cercando anche la Lega Piemonte. Mi fermo, c'è la pausa, ma restate lì pochi minuti e facciamo 4 chiacchiere con i Sugar Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittate l'efficace disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sono affetto da un morbo incurabile, il mio difetto è un istinto incontrollabile. Se ti vedo devo averti tra le mie mani, liquidato da ogni dottore, non rimedio queste le parole, ma la mia cura potresti essere tu. Prima o dopo i pasti non importa, 2 o 3 volte al giorno sì mi bastano per sperare. Aiutami a guarire a questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania. Voglio averti mia, solamente mia. Ora che non ho più via d'uscita, ora che
ogni porta è stata chiusa. Apri almeno le tue gambe verso me. Prima o dopo i pasti non importa, 2-3 volte al giorno sì mi bastano per volare. Aiutami a guarire da questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania. Voglio averti mia, solamente mia. Già sto meglio se ti tengo tra le mie mani. Sto guarendo se ti tengo tra queste mani. Aiutami a guarire da questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania. Voglio averti mia, solamente mia. È inutile, non mi facevano cominciare l'intervista qui in redazione se non mandavo prima questo che è diventato ormai un evergreen, Cleptomania. Abbiamo con noi Sugar Free, Matteo Amantia, ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Matteo, non ti puoi salvare, cioè questo è ormai un pezzo che te lo devi sentire ogni volta, cantarlo soprattutto in ogni concerto. Ma che cosa è successo? Cos'è scattato per far diventare questa canzone Cleptomania una canzone che hanno cantato tutti in Italia, un evergreen? Adesso sono passati, cos'era, del 2005, è passato tempo, insomma. Esatto, sono passati 20 anni, anzi 21 anni per l'esattezza. Beh, in realtà non c'è una formula magica, sai, certe cose capitano così, senza che nessuno se l'aspetta in realtà. Noi stessi, con tutto, eravamo insomma una band emergente all'epoca, che cercava di trovare il proprio spazio all'interno del panorama musicale italiano. Abbiamo fatto questo primo singolo con tutte le speranze del mondo, ma in realtà non ci aspettavamo che accadesse questo, che dopo poche settimane insomma eravamo primi in classifica e lo siamo stati per tantissimo tempo, per cui sai, certe cose sono inspiegabili, non so perché, dimmelo tu. Sto pensando anch'io cosa potrebbe essere accaduto. Noi radio sicuramente vi abbiamo trasmesso, vi abbiamo spinto come trasmettiamo ogni singolo. Probabilmente c'è stata una coesione emotiva particolare. Sì, probabilmente il momento giusto, il brano magari che ha affascinato tante persone, non so cosa, però è accaduto. Sì, poi uno magari pensa anche cleptomania di che cosa, no? Di che cosa rubi, capito? C'è anche quello, che poi certo. Chi vuole pensare strano pensa strano anche, Matteo? Ovviamente. Senti, ma poi i Sugar Free non hanno mai smesso, lo ricordiamo. Già mi stanno scrivendo cose strane, non te le sto a leggere, gli ascoltatori, censuro, però qualcuno mi ricorda il vinile azzurro autografato, che questa è una roba, ma si trova ancora in giro, lo vendete ancora, c'è? Sì, in realtà è stata fatta proprio l'anno scorso, la Warner ha deciso appunto di stampare il vinile del primo album, appunto Cleptomanie. Sì, ancora credo che qualche copia si può richiedere sia alla Feltrinelli che allo store della Warner.
Cioè, capite, ormai è un giradischi, ce l'abbiamo in casa quasi tutti, noi che abbiamo fatto la radio negli anni passati, ma anche i giovani, perché sta diventando di moda. Anche il registratore, penso un po', comincia a ritrovarsi. Devo dire che mi fa un sacco di piacere questa cosa, tornare un po' al supporto fisico è una bella cosa. Assolutamente, anche perché te lo ritrovi poi il disco dei Sugar Free, mentre invece il file, dove cazzo era qua, l'ho cancellato. No, ma sai, ormai siamo abituati ad ascoltare ovviamente musica online da tutte le varie piattaforme, che è una cosa chiaramente stupenda perché puoi ascoltare di tutto con una semplicità e una facilità incredibile, però un po' si è persa un po' quella magia di aprire il disco, non lo so, è come se prima si godeva della musica in una maniera un po' più totale, adesso è un po' più veloce, magari ascolti un brano, poi lo cambi subito, passi a un altro, prima c'era un ascolto diverso, grazie anche al supporto fisico, quindi è un bene. Sì, era un po' come sorseggiare un grappino davanti al camino in compagnia di amici, mettevi sul disco e si guardava questo disco girare, intanto si ascoltava. Esatto, ma sai cos'è la cosa che secondo me è cambiata di più? Che prima, appunto, come hai detto tu, ascoltare musica era proprio cosa fai? Ascolto musica. Bravo. Cioè tu era dedicato a quello, ora invece la musica è sempre da sottofondo a qualcos'altro, cioè facciamo qualcosa e contemporaneamente ascoltiamo musica. Invece prima proprio era quello, era ascoltare musica e basta, che è una cosa secondo me diversa, che però torna, tutto è un giro secondo me. Per fortuna sì, e quindi noi non molliamo, siamo ancora per il vinile, per la cassetta o se volete anche per la videocassetta, sì è un po' scomodina, però insomma c'è anche quella ancora. Qualcuno lo usa il videoregistratore. Senti, tutti zitti, tutti fermi perché ho messo su Cleptomania per attirare l'attenzione, ma adesso Matteo Mantia dei Sugar Free vi fa ascoltare il pezzo appena uscito. E che cavolo, bellissimo, che merita e che veramente vi auguriamo che diventi pure questo un classico. Tutti zitti, tu resta in linea con noi, non pensare di scappare, avevo bisogno di te, Sugar Free. Iniziato per giocare senza una destinazione, poi ho scordato anche il mio nome e lo sai che non mi vedo in cravatta e giacca blu. Siamo tutti soli come gocce nel deserto. Fuori piove forte come un dolce veleno, viene dal basso il tuo pensiero. Dentro piove come tutte le volte che ho perso, perché avevo bisogno di te, perché avevo bisogno di noi e che avevo quel sogno da vivere una volta ancora. Ma convincimi tu che non tornerai più e passerò tra 1000 volte l'illusione, tra la folla e l'ossessione. Il tempo corre, non perdona chi non sa amare. Ho fatto un segno sulla pelle da dimenticare. Sono giorni che tendo il nulla, gravitando sulle mie ossa e pregando per un poco d'aria. Cambierò, sì lo so, poi vedrò, forse no. Fuori piove forte, ruvide le mie mani, strani sentieri e cicatrici. Dentro piove come quelle parole che hai per ferire. Perché avevo bisogno di te, perché avevo bisogno di noi e che avevo quel sogno da vivere una volta ancora. Ma convincimi tu che non tornerai più, ripenserò alle 1000 notti a fingere. Sai che avevo bisogno di te, sai che avevo bisogno di noi. Ora che non ci sei, sono dentro un replay e passerò tra 1000 volte l'illusione, tra la folla e l'ossessione. L'ossessione. Il tempo è fatto per dimenticare
le lacrime di più per ricordare. Adesso è una tempesta calma, quel fuoco spento dentro me. Perché avevo bisogno di te, perché avevo bisogno di noi. E che avevo quel sogno da vivere una volta ancora. Ma convincimi tu che non tornerai più. Ripenserò alle 1000 notti a fingere. Se che avevo bisogno di te, se che avevo bisogno di noi. Ora che non ci sei, sono dentro un replay. Ripenserò alle 1000 notti a fingere, perché avevo bisogno di te. Ce la siamo ballata tutti quanti, e che voi a casa, lo so, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 80, non si può stare fermi con Avevo bisogno di te di Sugar Free, il nuovo singolo che sta girando in tante radio. Oh, è vero, un richiamo agli anni 80, Matteo. Sì, è vero, ci siamo un po' avvicinati all'electropop che ci ha affascinato tantissimo in questi ultimi anni, quindi dalle sonorità anche un po' elettroniche, un po' dance. Già da un paio di anni fa abbiamo fatto uscire un paio di singoli che avevano già queste sonorità. L'anno scorso abbiamo fatto uscire Togliersi di torno, che dopo la trasmissione che abbiamo fatto su Rai 1 in prima serata abbiamo presentato lì. Anche quello era un funk molto elettronico, e adesso questo che un po' conferma questo andamento, queste sonorità che ci piacciono tanto, elettroniche. È stato un brano che abbiamo scritto a 6 mani, quindi in 3. Io, Giuseppe Loiacono, il batterista, e Emiliano Patrick Legato, che è un arrangiatore e compositore con cui collaboriamo già da qualche anno. Lui ha lavorato anche con i Simple Minds, quindi ha già una sua cultura elettronica abbastanza importante, e devo dire che siamo molto contenti di questo singolo, spero che piaccia. Direi di sì, da quello che mi stanno scrivendo. Allora, qui vogliono sapere subito se ci sono già delle date dei tour, ma ne hanno fatte quante? 21 date, cioè se sarete stanchi, dico io, o siete già pronti a ripartire? No, siamo già pronti a ripartire. L'estate scorsa abbiamo fatto un tour meraviglioso, abbiamo girato parecchio l'Italia, e ora a maggio partirà il nuovo tour. Stanno entrando le prime date, però consiglio a tutti di tenere d'occhio i canali social, soprattutto Instagram, Facebook e TikTok, dove aggiorniamo insomma costantemente sia l'aspetto discografico, quindi le nuove uscite, sia l'aspetto dei concerti, quindi i live in giro per l'Italia. Dai signori, Sugar Free, bisogna scrivere così, lo dico per i bacchettoni di 90 anni, ma si trovano e come. No, è bello perché comunque mi sta scrivendo gente di tutta l'età, vuol dire che riuscite a fare colpo. Matteo, una battuta te la devo chiedere sul Sanremone appena concluso. Da che parte stai musicalmente? C'è qualcosa che ti ha colpito in senso positivo, negativo? Io sono rimasto colpito, ti dico la verità, da tutto quello che gira su Instagram adesso sulla canzone vincitrice, cioè ci hanno fatto dei meme, persino il Papa che canta la canzone del vincitore ci è entrata in testa e in tutti i buchi possibili. Cosa ne pensi? Cosa ti è rimasto di questo Sanremo? Io d'altronde, sai, nel mio razzismo infinito ho detto, ma ragazzi, preferivate che vinceva un altro Mahmood, per dire? Almeno questo rappresenta la tradizione italiana, stavo dicendo, diciamo in un certo modo comunque le nostre tradizioni. Sto scherzando, stiamo parlando comunque Sal Da Vinci, cioè non è che fa musica da 10, da 20, da 30 anni, da quando era bambino. Io lo trasmettevo a Radio Kiss Kiss Italia alla fine degli anni 80, inizio anni 90, per dire. Non lo facevano passare perché ce n'era un altro prima di lui che adesso vediamo da ogni parte e che aveva la precedenza. Adesso era il suo momento, insomma. Matteo, dai, una battuta, cosa ti è piaciuto, cosa guarda, no? Sicuramente Sal Da Vinci è insomma un professionista, su quello non c'è dubbio. Minimo. Io purtroppo non riesco ad apprezzare molto la musica neomelodica e la musica partenopea, per cui insomma avrei preferito sinceramente che un altro tipo di vincitore, come dire, però non
voglio dire, se ha vinto evidentemente il televoto, insomma il popolo intero avrà la maggioranza, avrà votato lui, per cui evidentemente piace alla maggior parte delle persone. A me mi è piaciuto molto per esempio Dito nella piaga, il brano che è entrato in testa, devo dire che è molto molto carino. Anche lì, ragazzi, sono quelle magie che adesso è praticamente più scaricato, più programmato nelle radio, eccetera. Sì. Anche lì un cocktail. Ti dico la verità, io quando l'ho sentito per la prima volta in televisione non ci ho capito niente, nel senso che non si capiva proprio le parole, che cosa dicesse, Sì, eccetera. è vero, perché c'è una base molto prorompente, la voce che invece è molto sottile, quindi è difficile fare uscire bene tutte le parole, però poi ascoltando appunto il disco, devo dire, si sente meglio, e il brano mi piace molto, quello di Sono nella piaga. E infatti gira veramente alla grande, come secondo me girerà alla grande questo Avevo bisogno di te, e si capisce molto bene che cosa dice, e lo capiscono anche i sordi, ed è bello proprio perché è un brano fatto per tutti, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, battete il ditino o fate il ballo dell'orsetto, ma si può stare dietro al pezzo dei Sugar Free, Avevo bisogno di te, su tutti gli store digitali, e naturalmente aspetto che esca. C'è già uscito, non c'è ancora il video, Dov'è? C'è, lo fate, il video c'è, lo potete vedere sia su YouTube. Urca, ma è sfuggito, lo vado a vedere subito, immediatamente. Matteo, un piacerone, veramente, grazie per essere stato con noi. Se passi da Milano, se giri, noi siamo a Fuoricentro Metropolitana, ci passi a salutare, ti offro un caffè padano e si fanno 4 salti, dai. Con molto piacere, molto piacere. Grazie. Buona musica, Matteo Mantia, Sugar Free. Ciao. A tutti voi, ciao a tutti. Ciao, forte, ci piace, lo amiamo, e soprattutto ho visto i vostri messaggini, vi ha fatto ballare, e se gli artisti vi fanno ballare vuol dire che c'è ancora speranza, hai capito? Sì, ora mi richiedete anche tutto magna, arriva, calma, oh signor, che fretta, c'ho tanti di quegli appuntamenti da leggervi, sto qui fino a domani, voleva andare a casa Francesco? No, resta con noi. No, e invece mi state richiedendo anche la canzoncina del referendum. Vi ho letto tanti appuntamenti da non scordare per capire perché votare sì al referendum. È importante soprattutto far vedere che si apprezzano i cambiamenti, la voglia di cambiare, ok? E quindi io sono sicuro che vincerà il sì, ma ve lo ribadisco e ve lo discoriba, se dovesse vincere il sì per poco, ci fanno un culo quadro, diranno che non è vero, che alla fine, vedi, gli italiani non vogliono il cambiamento, che i giudici stanno lavorando benissimo, che non esistono proprio sentenze un po' strane in cui l'immigrato non viene rimpatriato perché c'ha un po' di tosse, oppure è un pochettino gay. Ci sono delle esagerazioni, certo, in ogni campo, ma stanno prendendo una strada un po' particolare. Certi giudici, lo chiedo a voi, se volete il cambiamento, forse è il caso di andare il 22 e 23 di marzo a votare questo referendum costituzionale e semplicemente votare sì. Anche la Brianza è per il sì. Un altro convegno per la riforma della giustizia questo venerdì 6 marzo presso l'Aula Consiliare di Via Zara a Nova Milanesi, a 2 passi da Milano, con l'avvocato Eleonora Frigerio del Foro di Milano e Gilberto Celletti, anche lui del Foro di Milano. Venerdì 6 marzo, Aula Consiliare Via Zara, ore 20:45. Ma sono tantissimi gli eventi su questo fronte. Io vi invito a visitare il sito legaonline.it per saperne di più, e per saperne di più anche chiaramente su tutto quello che la Lega sta portando avanti dal punto di vista politico, e sulla grande manifestazione che arriverà tra non molto in Piazza Duomo. Cominciate a fare un colpo di telefono magari alla vostra sezione di riferimento, chiedete come va, quando vi trovate, anche perché non è che bisogna essere leghisti fino al collo, ma se si vuole davvero
amare e difendere il proprio territorio e per forza ti devi avvicinare alla Lega, magari semplicemente assistere a qualche serata in sezione per capire come ci si può interessare di più della propria terra. Facciamo vedere questa locandina, Francesco, il 18 aprile. La Lega in piazza per l'Occidente. Salvini ha annunciato questa grande manifestazione a Milano nel nome della protezione dei nostri valori e della cultura occidentale. 18 aprile, tutti a Milano. Sono certo si potrà urlare anche una bellissima parola che vi ha insegnato Sammy Varin negli scorsi mesi, si chiama remigrazione, la parolina, e un'altra che purtroppo il generale Vannacci non è riuscito a spiccicare. L'altra parola è autonomia. Ho provato a dirgliela così a Vannacci, niente, non è riuscito a spiccicarla. Forse una volta l'ha detta, forse una volta, ma poi subito si è impastricciato. Parleremo anche di questo quel giorno a Milano, ma certamente il consiglio del Sammy Varin è proprio quello di avvicinarvi alla vostra sezione di riferimento della Lega e a cominciare seriamente a dire cavolo, bisogna cambiare questa strana giustizia che stiamo vivendo, e per cambiarla cosa c'è di meglio che votare sì al referendum sulla giustizia? E allora siete pronti? Vi saluto con questa canzoncina che potete ancora richiedermi inviando un WhatsApp al 3406709659. Non ho mai capito chi l'ha inventata, se l'ha cantata uno del PD silenziosamente senza farsi notare dai compagni, o uno dei 5 Stelle, quella parte cospicua di 5 Stelle che voterà sì al referendum. Se è un leghista celodurista o chi, signori, senti che bel jingle che potete ricevere sul vostro cellulare se mi scrivete al volo un WhatsApp al 3406709659 sul cursore. Francesco, referendum sulla giustizia. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa.